Buongiorno a tutti, siamo oggi qui insieme al dottor Tegon, che è il direttore del DRE del Veneto, ufficio consulenza per le singole per le imprese di piccole dimensioni, per le persone fisiche, per i professionisti e gli enti, per parlare, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, 110% di super bonus a 110%. Questo incontro, questo webinar è uno dei tanti organizzati a Ance Verona proprio per parlare di questa cosa che interessa un po' tutti e che in alcuni casi lascia anche un po' di difficoltà nell'interpretare le norme fiscali. Innanzitutto ringraziamo il dottor De Gaulle perché sappiamo che è molto impegnato, però la sua presenza è veramente molto importante per noi perché molti conoscono l'Agenzia Entrate per l'attività di verifica e accertamento, però nessuno sa, quantomeno pochi sanno, che l'Agenzia Entrate svolge anche un'altra funzione molto molto importante, è quella di chiarire molte volte quelle che sono le norme fiscali, che sono spesso diciamo, di difficile interpretazione, perché magari nuove, perché un po' complesse, e in questo l'Agenzia di Entrate veramente offre un grande aiuto al contribuente. Dottore, innanzitutto la ringrazio, come dicevo. Poi vorrei sentire da lei, insomma, sentire un po' come è organizzato il suo ufficio, quello che fa, per far capire ai nostri, diciamo, chi ci segue, di come voi lavorate, che cosa potete dare al contribuente. Buongiorno, grazie a voi per questo invito, per questa opportunità di parlare dell'attività di assistenza e di interpretazione delle norme dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, forse, ecco, come diceva anche lei, l'immagine che tutti hanno dell'Agenzia delle Entrate è più legata proprio alla sua attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale. Però, in realtà, uno dei principali compiti dell'Agenzia, sul quale schieriamo almeno la metà delle nostre risorse, è proprio quello dell'assistenza ai contribuenti nell'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, ad esempio le dichiarazioni fiscali, i pagamenti di imposte, gli adempimenti relativi agli immobili, alla registrazione degli atti. Ecco, per svolgere questo compito l'Agenzia delle Entrate si è data una struttura che le permette di fornire assistenza sia a distanza, quindi online, sia presso appositi uffici. Ecco, diciamo che in particolare negli ultimi tempi, ma molto prima diciamo, dell'emergenza in atto del coronavirus, è stata molto implementata l'assistenza online attraverso canali telematici che consentono di accedere a una serie di servizi tramite un apposito sistema di abilitazioni. Si pensi ad esempio alla possibilità di inviare la propria dichiarazione precompilata, stando comodamente seduti davanti al proprio computer a casa e senza recarsi in un ufficio e senza particolari adempimenti. Ecco, sempre online sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è possibile trovare numerosissime informazioni su singoli adempimenti e anche una vera e propria banca dati in cui sono contenute tutte le norme fiscali e tutta la prassi sempre in materia fiscale, ad esempio le circolari, le risoluzioni e molti altri documenti. Poi sempre sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate sono presenti numerose aree tematiche che raccolgono in modo semplificato e sistematico tutto quello che riguarda, tutto quello che è utile conoscere sui principali argomenti fiscali, diciamo quelli del momento. Ad esempio in questo momento sul nostro sito troverete delle aree tematiche che riguardano il contributo a fondo perduto, il super bonus e gli altri bonus edilizi, la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici, le agevolazioni per persone con disabilità e altri temi di questo genere. Ecco, io dico che l'accesso al sito e ai servizi online dovrebbe essere sempre il primo passo che viene fatto dal contribuente quando si avvicina alle problematiche fiscali, perché davvero numerosissime questioni possono essere facilmente risolte accedendo a questo sito, a questo portale diciamo, dei servizi fiscali. E molti servizi possono direttamente essere acquisiti comodamente da casa. Attualmente ecco, si sta passando al sistema di abilitazione di accreditamento con il sistema SPID, che quindi con un'unica modalità di abilitazione si può accedere
a moltissimi servizi della pubblica amministrazione e in particolare anche quelli dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, a fianco di questo, no, che possiamo definire il portale dei servizi fiscali, ci sono anche però delle strutture che sono completamente dedicate all'assistenza. Si tratta, in prima battuta, delle sezioni di assistenza multicanale, SAM, le chiamiamo noi con un acronimo. Sono quelli che una volta erano definiti call center, ma adesso appunto, utilizzando più canali, non solo quello telefonico, vengono definite appunto sezioni di assistenza multicanale. Si tratta in Italia di 7 uffici, sono a Torino, a Venezia, a Bari, a Salerno, a Roma, a Cagliari e a Pescara, che assistono i contribuenti via telefono, via mail, ma anche con sistemi di messaggistica istantanea. Ecco, per lo più, diciamo che queste strutture rispondono a quesiti che in qualche modo hanno già trovato soluzione nei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, quindi le risposte in realtà sono già presenti nelle circolari, nelle risoluzioni e appunto queste strutture aiutano, assistono i contribuenti nel reperire, nel fornire appunto queste informazioni che in qualche modo l'Agenzia però ha già dato. Oltre a queste sezioni di assistenza multicanale, ci sono diffusi nel territorio gli uffici territoriali che hanno il compito di fornire assistenza e di erogare determinati servizi. In Veneto attualmente ci sono 22 uffici territoriali. Ecco, presso questi uffici sono presenti degli sportelli fisici, che sono quelli dove una volta almeno si facevano anche le code davanti agli sportelli. Adesso invece le modalità di accesso sono specificate nella sezione emergenza coronavirus, sempre sul nostro sito, e adesso è possibile accedere solo, diciamo così, con un appuntamento che si fissa appunto sul nostro sito internet. In questi uffici è possibile ricevere assistenza, quindi informazioni, oltre che richiedere numerosi servizi. Okay, perfetto, grazie. Adesso fra 2 minuti iniziamo allora la seconda parte. Okay, pongo la domanda. Sì. No. Dottore, per quanto riguarda gli strumenti che l'Agenzia Entrate mette a disposizione del contribuente per chiarire quelli che sono i suoi dubbi, diciamo che lo strumento principe è l'interpello. Vorrei un attimo capire qual è la funzione dell'interpello, a cosa serve, come può aiutare i nostri, diciamo, i contribuenti. Sì, allora, diciamo che quando le questioni poste dai contribuenti non sono risolvibili in sede di assistenza, esiste perché appunto pongono questioni più complesse, diciamo, che comunque non ancora sono state ancora risolte dalla prassi, esiste un livello diverso per chiarire quelle questioni che necessitano di un'attività di vera e propria interpretazione della norma. Ecco, mentre dunque l'attività di assistenza, con l'attività di assistenza l'agenzia aiuta il contribuente a trovare informazioni che in qualche modo già esistono, con l'attività di interpretazione e in particolare con l'interpello si fa un passaggio in più, provando a capire il significato di alcuni passaggi delle norme che ancora non sono stati spiegati da appunto circolari di soluzione. Ecco, l'interpello in particolare è un istituto, un vero e proprio istituto giuridico previsto da una legge, che è la legge 212 del 2000, e cioè una norma molto importante chiamata Statuto del contribuente. Ecco, l'articolo 11 in particolare prevede la possibilità da parte di ogni contribuente di presentare un'istanza per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative ad alcune questioni. Allora, la prima è l'applicazione di disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di norme o sulla corretta qualificazione di fattispecie. Quindi, se io ho un dubbio su come si interpreta una norma, posso presentare un interpello. Se ho un dubbio su come si qualifica una certa fattispecie, un certo caso, posso presentare l'interpello. Altre tipologie di interpelli che però magari
riguardano soggetti spesso societari o di una particolare complessità, diciamo anche giuridica ed economica, sono gli interpelli probatori e gli interpelli per l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto, quelli che noi definiamo interpelli anti-abuso. Allora, con gli interpelli probatori il contribuente deve provare la sussistenza di determinate condizioni che sono richieste dalla norma per l'adozione di specifici regimi fiscali, però appunto sono interpelli tecnici, non entro nel dettaglio di questa tipologia di interpelli. Stessa cosa per l'abuso del diritto, forse un po' più intuitivo, diciamo che in alcune circostanze il contribuente può aggirare le norme per ottenere dei vantaggi fiscali. Ecco, quando il contribuente, anche qua stiamo parlando di operazioni societarie complesse, deve porre in essere un'operazione, ma ha il dubbio che l'amministrazione potrebbe dire no, ma questo è un'operazione in un certo senso in cui tu vuoi aggirare delle norme, allora può presentare un interpello per appunto chiarire che se quella operazione sarà poi qualificata dall'amministrazione come abusiva. Un'ulteriore tipologia di interpello è quello disapplicativo che si presenta per appunto ottenere la disapplicazione, dico in termini, cerco di dire in termini abbastanza semplici, la disapplicazione di norme tributarie che altrimenti limitano deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive che altrimenti sarebbero ammesse. Però ecco, diciamo che l'interpello di gran lunga più usato è quello di tipo interpretativo, il primo di cui ho accennato, e cioè quello che tende a chiedere dei chiarimenti nel caso in cui il contribuente abbia un dubbio sul significato di una determinata norma. Ecco, direi che l'interpello è dunque uno strumento di liceità giuridica prima di tutto, cioè il contribuente non può essere chiesto di adempiere a un obbligo tributario se non ci sono chiari i contorni di questo obbligo. Quindi ogni volta che ha un dubbio può interpellare l'amministrazione perché questo dubbio sia chiarito. Ecco, è importante sottolineare anche quali sono gli effetti dell'interpello. Quali sono questi effetti? Che la risposta all'interpello è vincolante per l'amministrazione finanziaria. Cosa vuol dire? Che se il contribuente si attiene alla risposta fornita dall'amministrazione finanziaria, poi nessun ufficio in sede di controllo può in qualche modo fare delle rettifiche alla dichiarazione, diciamo, del contribuente. Quindi in un certo senso la risposta all'interpello, con riferimento a quello specifico contribuente che l'ha presentato, è più forte della legge stessa. Pensate che qualsiasi atto di accertamento il cui contenuto sia difforme rispetto alla risposta all'istanza di interpello è nullo, come se non esistesse. Quindi se io faccio l'interpello e poi ottengo una risposta, io mi comporto in dichiarazione, diciamo, comunque nei miei adempimenti tributari, conformemente a quell'interpello, poi nessuno può venirmi a dire che ho sbagliato. Okay? Anche se la risposta all'interpello fosse sbagliata, ipoteticamente, comunque l'amministrazione non può rettificarmi quello che io ho fatto. E quindi è uno strumento molto, molto potente. E per questo motivo possiamo anche dire che l'interpello è uno strumento che può rispondere alle esigenze di certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Dottore, allora, volevo chiedere una cosa che lei ha specificato che l'interpello affronta fattispecie personali. Mi capita non di raro come funzionario, cioè qualcuno viene da me e mi dice ma guarda io ho visto quell'interpello che sembra un po' assomigliare al mio caso specifico, ma questo tutela il contribuente o no? Ritengo di no, ma diciamo, mi dica lei se è corretta la mia interpretazione. Diciamo che allora l'efficacia vincolante rispetto all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, l'interpello ce l'ha solo rispetto al contribuente che l'ha presentato. Okay? Però è vero che, soprattutto per quanto riguarda gli interpelli pubblicati a partire da agosto 2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, diciamo che sicuramente questi possono fornire un orientamento
E quindi se il contribuente che ha un'identica fattispecie però si comporta conformemente a quella risposta, diciamo che è difficile poi per gli uffici preposti al controllo contestare quel comportamento se appunto è in linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate. Non c'è l'efficacia vincolante, quindi ipoteticamente gli uffici preposti al controllo possono certificare, quindi fare un accertamento a quel contribuente, ma diciamo che è abbastanza improbabile, ecco, diciamo così. La ringrazio, dottore. Una cosa volevo chiederle. L'interpello chiaramente deve essere presentato con una certa forma. Cioè, non possiamo presentare l'interpello con l'email, posso immaginare, con la lettera semplice, ma deve avere una sua forma, deve essere trasmesso in un certo modo. Quali devono essere le modalità di trasmissione di interpello, quale deve essere la forma, diciamo, richiesta per la trasmissione di interpello, quindi la domanda di interpello? Sì, allora faccio una premessa, quindi se da un lato l'interpello è uno strumento molto potente, come dicevo prima, perché vincola l'agenzia, dall'altro esige per la sua corretta presentazione di una serie di attenzioni e di requisiti che sono proprio disciplinati da un'altra norma, il decreto legislativo 156 del 2015. In questo decreto, in particolare negli articoli da 1 a 8, troviamo alcune delle regole di funzionamento dell'interpello, in particolare le istruzioni che sono utili alla predisposizione di un'istanza, predisposizione alla presentazione di un'istanza. Ecco, in particolare è bene premettere alcuni aspetti che deve avere l'interpello per poter ottenere una risposta. L'interpello deve essere presentato, come forse accennato già prima, da chi ha un interesse concreto e personale, cioè parliamo di legittimazione a portare l'interpello, a presentare l'interpello. Io non posso presentare l'interpello in cui ipotizzo una questione solo per curiosità, ecco, e chiedo all'amministrazione di interpretare la norma. Questo appunto mancherebbe la concretezza. Né posso presentare l'interpello per un mio amico o per un mio cliente o per un mio parente, okay? Perché qua mancherebbe la personalità dell'interpello. Inoltre l'interpello deve essere presentato preventivamente, ok? Parliamo in questo caso di preventività. Cioè io non devo aver già posto in essere il comportamento rispetto al quale esprimo un dubbio interpretativo. Ad esempio, non posso presentare la dichiarazione e detrarmi una determinata spesa e dopo aver presentato la dichiarazione chiedere all'amministrazione finanziaria, all'Agenzia delle Entrate, se quella detrazione mi spetta. Ormai ho presentato la dichiarazione, quindi se presento un interpello non è preventivo e quindi riceverò una risposta di inammissibilità. Inoltre, ecco, questa è un po' una conseguenza di questo, rispetto alla questione prospettata dall'interpello non deve esserci attività di controllo in corso da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria nei confronti di quel contribuente istante. È un'attività di controllo che deve essere già a conoscenza dell'istante stesso, cioè ad esempio io ricevo un accertamento, parlo in termini un po' generici, dall'Agenzia delle Entrate che mi contestano una certa detrazione. Ok? Non è che in quel momento io dico, io non sono d'accordo, faccio l'interpello così chiarisco l'interpretazione della norma, così poi se ho ragione io lo faccio. No, perché in quel caso c'è già un'attività di controllo in corso, quindi l'interpello non può essere presentato perché proprio interferisce l'interpello con l'attività di un altro ufficio dell'agenzia. Per quanto riguarda le modalità, allora, per formulare l'istanza di interpello, diciamo che in questo caso è di riferimento l'articolo 3 del decreto legislativo che ho citato prima, il 156 del 2015. In base a questo articolo l'interpello deve contenere tassativamente, deve preferibilmente, ma in casi di veto tassativo, contenere certi elementi. Allora, prima di tutto i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo rappresentante legale. Non è infrequente di ricevere interpelli senza i dati identificativi. Perché? Perché magari presentati da un commercialista per un suo cliente non identificato, quindi in questo caso mancano i dati identificativi, oppure
oppure il caso di un contribuente che manda una PEC, magari anche firmandosi sotto, scrivendo Mario Rossi. Se noi però vediamo quanti Mari Rossi ci sono in Italia, ecco, è impossibile capire quale delle centinaia di soggetti con quel nome è davvero distante, quindi non possiamo rispondere. Altro contenuto importante dell'istanza è l'indicazione del tipo di istanza che si vuole presentare, cioè se è un interpello ordinario, cioè interpretativo, se è un interpello disapplicativo, probatorio. Diciamo che questo è un elemento previsto dall'articolo 3 di cui sto parlando, però anche se non c'è, diciamo che non è un grosso problema, diciamo così. Poi invece è importante la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, e cioè deve essere spiegato in modo chiaro qual è il dubbio interpretativo, qual è il caso rispetto al quale noi chiediamo l'interpretazione della norma. Poi un altro aspetto che è utile che ci sia è individuare la norma di cui si chiede l'interpretazione. Questo non sempre è facile, quindi magari anche se non c'è, magari chiudiamo un occhio, se riusciamo a intuirlo da soli magari. Però bisognerebbe dire io voglio che sia interpretato l'articolo 16 bis del testo unico imposte sui redditi, ad esempio. Altro elemento, ecco, è l'esposizione in modo chiaro della soluzione proposta. Cioè io pongo una domanda, pongo un dubbio e devo proporre anche una mia soluzione. Ovviamente non deve essere un trattato di diritto tributario, ma provare a dire quale. Ad esempio, se io chiedo una detrazione, la detrazione mi spetta, la mia soluzione sarà io ritengo che la detrazione mi spetti, nulla di difficilissimo. E poi è importante che ci sia l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici, quindi PEC, numero di telefono, eccetera, dell'istante, di chi fa l'interpello, e la sottoscrizione dell'istante, sempre del suo rappresentante, c'è la firma. Anche qua i più grossi problemi che abbiamo dal punto di vista della gestione amministrativa, diciamo, dell'interpello è proprio la mancanza della sottoscrizione. Perché? Perché molto spesso adesso gli interpelli arrivano via PEC, e perché una PEC sia considerata validamente presentata deve avere la firma o digitale, quindi con smart card, oppure deve essere scansionato il documento che contiene l'istanza, firmato in modo autografo, ma in questo caso deve essere anche allegato un documento di identità. Ecco, quindi questi che ho elencato sono un po' gli elementi essenziali dell'interpello. Ecco, in generale però l'interpello può essere redatto in forma libera, non c'è un particolare format, diciamo, al di fuori di queste indicazioni che ho cercato di dare. All'interpello, all'istanza, può essere anche allegata la documentazione che il contribuente ritiene utile per descrivere meglio, per circostanziare meglio la fattispecie. Ad esempio, nel caso di interpelli che riguardano i bonus edilizi, può essere utile allegare il titolo abilitativo che assente i lavori, il permesso di costruire, lo SCIA o qualsiasi altro titolo che consente di fare i lavori. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l'interpello può essere presentato o con raccomandata, con avviso di ricevimento, andrebbe presentato in plico, quindi senza busta, però anche se non c'è una busta, insomma, non abbiamo mai fatto grossi problemi. Poi l'altra modalità è quella della consegna a mano, quindi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, oppure, in effetti la modalità che noi prediligiamo, è l'invio via PEC. Per il Veneto l'indirizzo è dr.veneto.gtpec@tce.agenziaentrate.it. Non è un indirizzo facilissimo, lo trovate comunque sul nostro sito istituzionale. Ecco, in futuro è previsto anche l'invio in modalità telematica attraverso un apposito portale. Ecco, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 prevede già, oltre alle modalità che vi ho descritto, anche la modalità telematica, che sarà implementata, spero. Ecco, l'interpello va presentato, in linea generale, presso la direzione regionale competente in base al domicilio fiscale o alla sede legale del contribuente. Quindi
contribuenti di tutto il Veneto devono presentare interpello presso la direzione regionale del Veneto. Un'eccezione è quella per i scusate, per soggetti non residenti, quindi chi ha la residenza fiscale all'estero, in quel caso deve presentare l'interpello presso i nostri uffici centrali a Roma. Ma in quel caso un'ulteriore modalità di accesso di presentazione dell'interpello è anche via posta elettronica ordinaria, ma è l'unica eccezione. Allora, volevo chiedere una cosa. Su quali aspetti si può chiedere interpello? Perché alcune volte viene da me qualche impresa e dice, ma lei prima parlava di titolo edilizio. Il comune mi ha rilasciato su questo titolo edilizio, però secondo me non è corretto, perché allora io faccio l'interpello all'agenzia di entrate. È corretto questo modo di pensare? Allora, no, non proprio, comunque adesso diciamo che potrebbe essere utile focalizzarsi sul fatto che con l'interpello è possibile chiedere chiarimenti sull'interpretazione di norme tributarie. Quindi noi, se siamo esperti di qualcosa, lo siamo di norme fiscali. Non siamo esperti di edilizia o di efficientamento energetico o di regole tecniche in ambito sismico o di tante altre cose che spesso i contribuenti pretenderebbero insomma, che noi fossimo esperti e che noi ci capiamo qualcosa forse di norme fiscali. Ecco, quindi si tratta di qualsiasi norma che riguarda tributi erariali. Quindi, ad esempio, sono escluse l'IMU, ICI, la TARI e altre imposte locali, per le quali in realtà a volte riceviamo delle richieste, però non ne possiamo far altro che rinviare al comune. Noi invece siamo competenti in materia di IRPEF, di IRES, di IVA, ma anche di imposta di registro, di bollo, imposta ipotecaria, catastale, di successione, donazione, quindi abbiamo già un menù abbastanza nutrito, diciamo così. L'interpello può riguardare l'aspettanza di agevolazioni, in casi di decadenza dalle agevolazioni, la tassazione di atti e fine di imposta di registro, le aliquote IVA a cui assoggettare determinati beni, servizi, determinate operazioni, la rilevanza fiscale di determinate attività societarie, fusioni, scissioni, trasformazioni. Ecco. In questo periodo, percentualmente, diciamo che gli interpelli che più frequentemente vengono presentati sono quelli che riguardano le agevolazioni edilizie. Ecco, per questa tipologia di interpelli è bene ricordare che gli aspetti sui quali l'agenzia può pronunciarsi sono solo quelli fiscali, quindi non sono di competenza dell'agenzia gli aspetti tecnici, quali, ad esempio, tornando all'esempio che lei faceva, la qualificazione di un intervento dal punto di vista edilizio, oppure energetico o sismico. Appunto, se un contribuente ci chiede faccio questo tipo di intervento, è ristrutturazione o è una nuova costruzione, ad esempio di demolizione, ricostruzione, ampliamento, no? È una nuova costruzione e quindi non mi spetta un'agevolazione o invece è una ristrutturazione e quindi mi spetta un'agevolazione. Ecco, purtroppo su questi aspetti noi non siamo competenti ed è il comune, l'ufficio tecnico comunale, che di solito dovrebbe qualificare gli interventi dal punto di vista edilizio. Quando noi abbiamo la qualificazione del comune, allora in quel caso possiamo dire se spetta o no l'agevolazione, con quali limiti, ad esempio, o in presenza di quali ulteriori presupposti soggettivi, ad esempio. Ecco, direi che non è ammissibile tendenzialmente neanche l'istanza di interpello tendente a chiedere genericamente l'aspettanza di una detrazione con riferimento a una certa fattispecie. Faccio un esempio, l'interpello che dice devo fare la coibentazione alla mia abitazione e della relativa pertinenza. Ho un garage staccato, io devo fare la coibentazione. Mi spetta il superbonus? Ecco, questo non è un interpello, perché e dov'è il dubbio? Cioè, non è stato espresso uno specifico dubbio interpretativo, è solo stato detto che uno deve fare un intervento, mi spetta o no la detrazione. L'interpello è tendente a chiarire un dubbio interpretativo riguardante una norma.
È sempre bene averlo chiaro. Ad esempio, in questo caso, un interpello invece ammissibile potrebbe essere, sto parlando in termini molto generici, devo fare la coibentazione alla mia abitazione con la relativa pertinenza. Mi spetta un solo limite oppure uno per un limite di spesa, intendo, oppure uno per l'abitazione principale, l'edificio principale e uno per la pertinenza. Ecco, questo potrebbe essere un interpello che già in sé ha un dubbio interpretativo. Okay? Questo, ecco, solo per fare un esempio estremamente semplificato e sintetico. Ecco, quindi gli interpelli che magari pongono i lavori che uno deve fare, magari allegano una mole di documenti, permessi di costruire, planimetrie, asseverazioni, eccetera, poi chiedono genericamente mi spetta o no l'agevolazione, questi purtroppo non sono tecnicamente degli interpelli perché non esprimono un dubbio interpretativo sulla specifica norma tributaria. Un'altra domanda a cui tengono tante le nostre imprese, ma se io oggi faccio un interpello, come al solito, l'amministrazione mi risponde fra 3 mesi, 4 mesi o addirittura tra un anno. Io so che voi avete i tempi ben definiti dalla norma. Esatto, è proprio così. Allora, i tempi della norma sono definiti proprio dallo stesso articolo 11 di cui parlavo prima, della legge 212 del 2000. E questo articolo 11 prevede che l'Agenzia delle Entrate risponda entro 90 giorni agli interpelli ordinari, entro 120 giorni a tutte le altre tipologie di interpello, cioè probatorio, identificativo, antiabuso. Prima della riforma del 2015 era esattamente il contrario, e cioè c'erano 90 giorni per le altre tipologie e 120 per l'interpello ordinario, quello interpretativo, diciamo, quello più diffuso. I legislatori lì ha tenuto conto del fatto che in realtà, soprattutto sugli interpelli interpretativi, che sono quelli più frequenti, insomma, c'è un'esigenza di velocità della risposta a cui ecco, il legislatore appunto ha cercato di venire incontro, anche se mi rendo conto che anche 90 giorni in determinate circostanze sono troppi, sono tanti. Ecco, questi tempi peraltro possono variare in ragione di talune circostanze. Quali sono? Ecco, per questo è poi importante presentare l'interpello in modo corretto. Allora, la prima è la regolarizzazione dell'interpello. Se manca uno degli elementi essenziali di cui parlavo prima, ad esempio la firma, l'agenzia deve, e non può, ma deve richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, che l'interpello sia regolarizzato da parte del contribuente. Ad esempio, se manca la firma, il contribuente si vedrà arrivare una richiesta nostra che dice caro contribuente, manca la firma, ti chiediamo di regolarizzare la cosa, quindi di presentare di nuovo l'interpello con la firma entro 30 giorni. Ecco, in questo caso il termine di 90 giorni parte dal giorno in cui l'interpello viene regolarizzato. Altra situazione che può prolungare effettivamente questi 90 giorni è la richiesta di documentazione integrativa, e cioè se l'agenzia per rispondere compiutamente nel merito dell'interpello ritiene necessaria ulteriore documentazione, può richiederla in qualunque momento in realtà, quindi anche fino al 90° giorno. I termini in questo caso iniziano a decorrere dal momento in cui il contribuente presenta la documentazione integrativa. Ecco, però in questo caso poi non è che l'agenzia ha altri 90 giorni, ma ne ha ulteriori 60. C'è da dire questo, e quindi in questo caso in realtà i termini complessivi potrebbero essere di 90 giorni, 90° richiesta di integrazione, poi tempi per la risposta e poi altri 60 giorni, potrebbero essere anche molto lunghi. C'è da dire questo, che almeno noi in sede qui di Direzione Regionale del Veneto non chiediamo quasi mai, sono rarissimi i casi in cui chiediamo documentazione integrativa, se la chiediamo già nei primi giorni dopo l'arrivo dell'istanza, quindi insomma cerchiamo comunque di mantenere dei tempi di risposta abbastanza contenuti. Un altro caso in cui si possono allungare i tempi di risposta è quando l'istanza viene presentata in una sede dell'agenzia diversa da quella competente. Ad esempio, se noi presentiamo, faccio un esempio, forse un po' assurdo, ma poi
succede anche con una certa frequenza, presento l'istanza presso la direzione regionale della Lombardia anziché quella del Veneto, i 90 giorni iniziano a decorrere da quando l'istanza perviene alla direzione regionale del Veneto, quindi quando la DR Lombardia la trasmette a noi. Da quel giorno lì in cui la riceviamo iniziano a decorrere i 90 giorni. Ad esempio questo può succedere quando si sbaglia la PEC, perché anziché mandarla ad esempio alla direzione regionale del Veneto si manda alla direzione centrale nostra a Roma, quindi poi i tempi in cui protocollazione, gestione, assegnazione, eccetera, che passano dal momento in cui perviene a Roma e al momento in cui perviene poi alla direzione del Veneto, che sono tutti i giorni diciamo persi per, appunto, per la decorrenza dei termini. Ecco, diciamo che questo è il quadro delineato dall'articolo 11 e dal decreto legislativo 156 del 2015. Noi cerchiamo, per quanto possibile, di rispondere in tempi molto più brevi. C'è da dire però che se fino a un anno fa, fino a agosto, settembre dell'anno scorso, riuscivamo a rispondere spesso anche in 30 giorni, in 40, a volte anche molti meno, adesso con l'enorme ricorso a questo strumento, se ci fa piacere che i contribuenti abbiano scoperto questo strumento, però appunto a parità di risorse per la risposta, per la lavorazione di queste pratiche che non sono mai semplici, anzi sono quasi sempre molto complesse, e ecco, i tempi di risposta si sono assolutamente, inevitabilmente allungati. Quindi attualmente in alcuni casi riusciamo a rispondere in 60 giorni, a 70, spesso anche a 80 giorni. Quindi questi sono nella pratica i tempi di risposta all'interpello. Considerando diciamo, la nostra abitudine con i tempi medi di risposta dalla parte dei comuni, credo che questi siano tempi più che accettabili per la nostra impresa, assolutamente. È comunque quello che riusciamo a fare, quindi più di così non ce la facciamo. Immagino, soprattutto adesso che col 110 non è semplice, immagino che il lavoro sia tanto. Infatti, infatti. Una cosa che devo sottolineare, io spesso all'interno delle nostre imprese chiedendo di fare interpelli, ho visto che il vostro sito è ben fatto, spiega bene tutte queste cose, quindi chi vuole ha la possibilità di andare sul vostro sito istituzionale e vedere come fare un interpello, insomma, non è difficile. Infatti, però ecco, come dicevo all'inizio, io non vorrei in questo modo fare, anche con questo webinar, fare troppa pubblicità all'Istituto dell'Interpello. Come ho detto all'inizio, ecco, molte delle cose si risolvono in realtà anche consultando il sito, anche dal punto di vista delle informazioni. Adesso che ci sono gli interpelli di Roma pubblicati, in effetti molte cose si possono risolvere anche così, ma non perché non vogliamo rispondere, anzi io sono insomma convinto che sempre di più, ecco, questo strumento, come altri che ha l'agenzia, sono ecco, gli strumenti che saranno sempre più centrali perché sono la risposta più moderna che l'agenzia, ma la pubblica amministrazione in generale può mettere in campo per, non, cioè per avvicinare l'amministrazione, quindi Stato e cittadini. Non è civile un paese in cui vengono fatte delle norme già incomprensibili di per sé e poi non c'è nessuno strumento per chiarirle. Quindi ecco, io sono convinto nella bontà di questo strumento, però dall'altro lato, se non è necessario, ecco, se non è necessario, perché ci sono altri modi di risolvere le questioni, è bene appunto che i contribuenti vengano informati su queste altre fonti. Certo.